100%. Dopo la trasferta contro Giorgione siamo tornati alla nostra palestra, all'Arena Biancorossa per la seconda giornata, una partita importantissima dopo la grande prestazione, anche se non ha portato la vittoria alla nostra squadra. Siamo pronti per una nuova intensa battaglia contro Oristano che nella prima partita ha conseguito una vittoria da 3 punti per 3-1. Amiche ed amici sportivi, buonasera da Lorenzo Mina Capelli. Siamo in diretta dall'Arena Biancorossa di Volano per la seconda giornata del campionato di Serie B1 Girone C tra la Rotoplas Volano Volle e la Fantini Folcieri Ostiano. Come ho detto, la squadra di Luca Parlatini viene da una sconfitta per 3-2 nonostante i problemi fisici. Comunque è riuscita a portarsi a casa un punto che, vista adesso, potrebbe essere un punto d'oro, ma che in termini di classifica al momento è una sconfitta comunque, ma questo non deve comunque raffreddare e non dovrebbe mettere comunque troppo in difficoltà, perché è solo la prima giornata di campionato. Noi siamo quasi pronti per la diretta. Saluto ad Andrea Zeni, il nostro scoutman, che anche oggi grazie a lui ci regalerà i punti della partita. Oggi in cabina di regia ci sarà Fabrizio Saba, che mi affiancherà in sostituzione di Alan Berloffa, che oggi è giù a fare il segnapunti elettronico. Sta per cominciare allora questa partita che veramente speriamo che possa promettere grandi emozioni. Allora, le ragazze di Luca Parlatini sono pronte a scendere in campo, come quelle di di Alberto Leali. La squadra ospite giocherà con una maglietta azzurrina e quella del Libero bianca, mentre quelle della Rotoplas Volano Volle si schiereranno una maglietta bianco con bandine rosse e la maglia del Libero invece è rossa con bandine bianche, pantaloncini rossi e calzoncini bianchi. Ci siamo allora. Ultimo dialogo tra i due arbitri dell'incontro e il segnapunti elettronico. I due arbitri dell'incontro sono il signor Simone Migiano e la signora Stefania Petrera, entrambe della sezione di Bolzano. Allora, dovrebbe esserci... Vediamo. Ok, dovrebbe essere pronto l'ingresso in campo delle due formazioni. Ed eccole qui che scendono in campo. Allora, sentiamo il nostro speaker Paolo Strizzi, che ci presenterà il match di oggi. Il nostro motto è facciamo la violenza. Il nostro capitano Jessica Delano. Mattina, ragazza, una musica che può prendere. Grazie. E benvenuti nella bella giociosa alla casa delle veloci. Seconda battuta del campionato nazionale Serie B, Girone C. Poi proviene la parola Me ne manca uno. Manca il numero. Ok? Il numero. Quindi, 15. o 14 o 15. Sì. Capitana loro. 6.
Allora, tra poco siamo pronti per vedere quali sono gli starting 7 che entreranno sul terreno di gioco. Sì, ovviamente si gioca in 6, ma però è diventi un 7 perché c'è anche il libero, ovviamente, che si turna con un centrale alla volta. Allora, vediamo, cominciamo da quello di trasferta di Ostiano. Vediamo se ci sono modifiche dell'ultimo secondo o se sarà il sestetto che abbiamo visto giocare nella prima partita. Durerà il tuo stile. Ma dalle bestemmie, vediamo. Speriamo di no. Tutti col senso stiamo, un campo, un 4, 2, 4 numero 5, numero 6, Martina, Forza, Capitano, numero 8, Michele, Tonta, numero 10, Ferma, Cuspieri, numero 12, Paola, Puntana, numero 14, Roma, numero 15, Cappella, numero 8. E adesso quello della Rotoplas Volano Volley. E allora ci siamo, allora nessuna sorpresa dei due sestetti titolari. La formazione nostra schiera come nella partita di prima di campionato: De Val, Galbero, Gridelli, Piero Bon, Braida, Petrusiello, Bellini. E neanche Ostiano cambia la formazione: Noemi Barbarini, Alessandra Viti, Focaccia, Sonda, Mestieri, Furlan e Volta come libero. Primo servizio per la formazione nostra: Emma Galbero, primo servizio. Impegni fuori, primo punto per la formazione di Ostiano, 1-0. Capitana Martina Focaccia al servizio. Servizio battuto da Focaccia, riceve Galbero, Braida, attacco di Gridelli vincente, primo punto anche per la formazione di Luca Parlatini, 1-1 pari adesso. Servizio di Fulvia Gridelli adesso per la Rotoplas Volano Volley. Allora, prima del servizio faccio subito un saluto velocissimo a Livia Tresoldi, che sicuramente da Lecco ci sta seguendo come ormai consuetudine, come è stato per la prima partita. Servizio di Gridelli battuto, c'è una free ball per la Rotoplas. Gridelli con le mani per Petruziello e la palla colpisce il tetto e arriva il 2-1 per la Rotoplas. Un altro saluto che voglio mandare è ai genitori di Elena Piero Bon e alle sue amiche che sono in Toscana, che tutte le partite ci seguono sempre via streaming, quindi un saluto anche a loro. Servizio vincente il punto, due pari Ostiano. Farò un po' di fatica da qua a vedere i numeri di maglia, perché veramente su un verde fluorescente, su una maglia azzurrina, sono veramente illeggibili i numeri. Se non erro, al servizio Zonta adesso c'è. Battuto il servizio su Emma Galbero, Braida, Bellini, Murata, mani out però, 3-2. Alice Bellini, terzo punto.
Tecnica Braida al servizio adesso per la Rotoblast Volano Volley. Battuto il servizio sul libero. Volta. Attacco quasi. Ha toccato la rete qui, nettissima. Petrucciello. Il punto arriva lo stesso con Carli. 4-2 il punteggio. Possiamo dire che è andata bene alla Rotoblast, perché aveva nettamente toccato la rete la palleggiatrice. Ristieri. Servizio di Braida. Furlan Murata. Monster block. 5-2. Giorgia Furlan Murata. Ancora Federica Furlan al servizio. Servizio battuto su volta. Ristieri l'attacco vincente di, vediamo se riesco a vedere il numero, di Zonta. Terzo punto, Irene Zonta, terzo punto per Ostiano. Giorgia Furlan al servizio per la Fantini Funceri Ostiano. Galbero riceve, Braida per Bellini, attacco Murato, ma c'è l'invasione contro Ostiano, quindi terzo punto per la Rotoblast. 6-3 punteggio. Alice Bellini al servizio. Servizio, aia, nettamente out. 4-6 il punteggio. Scalda la curva Marione, la curva della arena biancorossa. Servizio di Ostiano battuto su Jessica De Val. Braida, centro De Val, Murata. Murata. Quinto punto per la formazione cremonese, se non erro. Ostiano, mi ricordo, vabbè. Sarò un po' attento. Servizio di nuovo battuto su De Val. Braida, lato Carlotta Petrucciello. Settimo punto Carlotta Petrucciello. 7-5 il punteggio. Jessica De Val al servizio su Giorgia Furlan. Ristieri. E poi l'attacco di Martina Focaccia. Sesto punto per Ostiano. 7 per Volano. Sembra un punticino a separare le due formazioni. Servizio battuto. Emma Galbero. Braida. Bellini. Difende Ostiano. Volta. L'attacco in pallonetto non è riuscito. Bellini. Non c'è il tocco a muro. Parità di nuovo. 7 pari all'arena biancorossa tra Ostiano e Volano Volley. Servizio impegno in rete, il servizio di Ostiano. 8-7 punteggio. Elena Pierobon al servizio. Carlotta Petrucciello al servizio su volta. Ieri attacco con l'ausilio del muro non va a buon fine per Ostiano. Emma Galbero difende Giorgia Furlan. Ristieri. E poi l'attacco subito. Attenzione, free ball. Attenzione. Dall'altra parte vincente l'attacco di Ostiano. 8 pari di nuovo.
Alessandra Vidi al servizio. Andiamo al servizio di Ostiano. Servizio tu, Emma Galvero. Attenzione dall'altra parte, Braida. Furlan ci mette una pezza, però deve concedere una free ball Ostiano. Gridelli. E vincete l'attacco di Gridelli. Nono punto per la Rotoblas. 9-8 il punteggio. Emma Galvero al servizio. Servizio battuto di volta. Palla out di poco. 9 pari. Nove pari. Servizio la capitana Focaccia. Attacco di Petriello. Carli 10-9. Emma Galvero passa la palla alla nostra Fulvia. Servizio di Fulvia battuto. Battesata out da volta. 10 pari. Diretto. 10 pari. Servizio battuto su. Palla è in campo. Primo vantaggio per Ostiano. 11-10. Vado a battezzarla. Time out per la Rotoblas. Che dire. Una partenza fatta. Nuovo in diretta dall'Arena Biancorossa di Volano. No, stavo dicendo. Poi è partito per sbaglio lo spot pubblicitario. No, stavo dicendo che nonostante 2-3 punti di vantaggio iniziali della Rotoblas, Ostiano si è riscattata ed è riuscita anche a portarsi con un punticino di vantaggio in questa prima parte di set. Emma Galvero riceve il servizio. Braida al centro per Carlotta Petruzziello e prende il punto. Polmani out. Di nuovo parità all'Arena Biancorossa. 11 pari. Carlotta Petruzziello firma il punto. Adesso Braida al servizio. Servizio battuto. Buon servizio di Carlotta Petruzziello. Attacco vincente di Furlan. 12° punto come il numero di maglia. E va proprio Giorgia al servizio. Giorgia Furlan. Servizio battuto. Emma Galvero riceve. Braida. Bellini, pallonetto. Salva volta. Però c'è una free ball. Sempre Emma Galvero a ricevere. Volte. Bellini. Mani murata però. Per Trustiello. Una volta la palla resta nella metà campo di Ostiano. Pallonetto. Salva Piero Bon. E ancora Carli. Murata. Difesa di Carlo. Difesa di Piero Bon. E poi Bellini. 12 pari. Ci sia un problema col computer, sai? Alice Bellini al servizio. Servizio su Giorgia Furlan. Risieri. Doppia di Risieri. E quindi di nuovo vantaggio per la Rotoblas.
e 13-12. Pronto il servizio ancora di Bellini. Out stavolta il servizio. 13 pari. Io non avevo da vedere. C'è un cambio per Ostiano. Esce Noemi Barbarini ed entra col numero 16 Marianna Martinelli. Martinelli. Servizio su Bellini. Arriva l'ace di Martinelli che esordisce così nella sua partita. Pari il punteggio. No, ha detto aggiornato 14-13 punteggio. Ancora Martinelli. Stavolta Bellini riceve giusto. Calvero difende proprio Martinelli. Attacco è vincente di Alessandra Vidi. 15-13. Ancora Marianna Martinelli. Stavolta si spegne in rete. 14-15 punteggio. Jessica De Vala al servizio. Servizio battuto da De Val. Riceve. Attenzione l'attacco subito, ma viene murata. 15 pari. Monster block, monster block, monster block. Ancora Jessica De Val al servizio. Servizio su volta, però palla out. Ostiano si porta nuovamente in vantaggio nel corso del primo set di questa seconda giornata del campionato di Serie B1, girone C. Servizio e arriva un ace. Fortunatissimo Ostiano qua. Ausilio del net. Rissieri. Ancora Rissieri al servizio. Servizio su Emma Calvero, che sta ricevendo un sacco di palloni durante questa partita. Furlan difende l'attacco di Petruzziello. Attacco difeso da Braida. Piero Bon dal lato di Emma Calvero. Attacco out. 18-15 punteggio. Pronto il cambio Emma Orlandini proprio per Emma Calvero, infatti. Si riprende allora. 18-15 punteggio. Alice Bellini riceve. Braida Orlandini firma il primo punto della sua partita. Emma Orlandini. 16-18. Servizio di Carlotta ricevuto bene da Ostiano. L'attacco in pallonetto difeso da Elena Piero Bombraida dal lato di Orlandini. Pallonetto doppia questa. Scusate la portata. 18-17 per Ostiano. Time out. Andiamo con gli sponsor.
Nuovamente in diretta dall'Arena Biancorossa di Volano. Un punto separa le due formazioni. Servizio ancora per Petrustiello. Riceve volta. L'altro Ostiano. Attacco out. 18 pari. 18 pari. Ancora Carlotta Petrustiello di nuovo parità all'Arena Biancorossa. Servizio battuto. Attenzione. Lato pallonetto vincente di Focaccia. 19-18 il punteggio. Nuovo vantaggio per Ostiano. Servizio su Emma Orlandini. Braida dall'altra parte. Impegno volta però. Free ball concessa da Focaccia. Gridelli difesa il suo attacco. Attacco vincente di Zonta. 20-18 il punteggio. Alessandra Vidi al servizio. Servizio battuto. Alice Bellini, Braida. Free ball, se così si può dire. Orlandini, difesa volta. Mamma mia. E invece Zonta attacca e fa 21-18. Time out per la squadra di Luca Parlatini. Andiamo con gli sponsor. Allora, nuovamente in diretta. 21-18 il punteggio a favore di Ostiano, che al momento ha in mano il set. 21-18 Ostiano. Servizio battuto. Alice Bellini riceve. Braida all'attacco di Petruziello, difeso la volta nonostante sia passato in mezzo alle mani del muro. Pallonetto, difende Braida. Piero Boni in bagger per Orlandini, che attacca e viene murata. 22-18. Nuovamente il servizio per Ostiano, che adesso ha preso il massimo vantaggio del set. Ostiano, Gridelli, infrazione di quarto tocco. Al quinto punto per 23esimo punto per Ostiano, che ha meno 2 dalla vittoria del primo set. Cambio per la Rotoblast, esce Fulvia Gridelli ed entra Caterina Miori al suo esordio in Serie B1. Servizio battuto su Orlandini. Free ball concessa da Bellini. Rivieri, Furlan. Mamma mia, che attacco di Furlan. 24-18. Set ball per Ostiano. Si sente anche il pubblico di Ostiano adesso dall'altro lato della palestra. Servizio battuto su Bellini. Braida dal lato di Orlandini. Vincente. Attacco 19-24. Set ball ancora per Ostiano. Almeno ci si prova a tutto il servizio su volta. Rivieri
E l'attacco vincente, nonostante la difesa di Petrucciello. 25-18. Andiamo allora con gli sponsor e torniamo tra poco per l'inizio del secondo set. Does the beat take you over? You just can't breathe. Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Durata perfetta, il sponsor durata perfetta. Allora, nuovamente in diretta dall'arena biancorossa di Volano. Insomma, il primo set partito bene per le nostre ragazze, si è conclusa in una maniera drammatica, perché con un vantaggio di 3 punti siamo arrivati a subirne 6 di ritardo. Peccato davvero, però ma non significa che però la partita è già persa. 1-0 il punteggio quindi per Ostiano. Inizia il secondo set. Vediamo se adesso col fatto che le giocatrici sono dall'altro lato riesco a dirvi meglio chi fa gli attacchi, chi difende. Attacco di Bellini che non è andato a buon fine. Free ball concessa da Vidi. Braida. Petrucciello. Attacco 0. Scusate, muro 0. Però una gran difesa. Murata stavolta. Muro di Alessandra Vidi. 1-0 il punteggio per la formazione di Alberto Leali. Adesso al servizio Emma Risieri. Allora, intanto vi dico i punti di squadra, cominciando da quelli della Rotoblast, che è la squadra casalinga. 5 punti per Carlotta Petrucciello, 3 punti per Fulvia Gridelli, 2 punti per Emma Orlandini e Alice Bellini e 1 per De Val. Punto di Emma Galbero, se non vado errato, 1 pari. Jessica De Val ora al servizio.
Dal lato Fantini Folcieri Ostiano. Servizio battuto sulla numero 5 Vidi. Attacco in pallonetto provato da Zonta, ma viene murata 2-1. Allora i punti della formazione di allenata da Alberto Leali sono 6 punti per Irene Zonta, 4 per Martina Focaccia, 2 per Vidi e Furlan, 1 per Rivieri. 13 punti di squadra per la Rotoblast, 16 punti di squadra della formazione di Ostiano. Zonta, Rivieri, l'attacco in pallonetto di Vidi non va a buon fine. Bellini, pallonetto, ottimo pallonetto di Bellini, 3-1. Ancora De Val al servizio, la palla si spegne, out, 2-3 il punteggio. Al servizio Alessandra Vidi per Ostiano. Riceve Bellini, Petruzielli in bagger, attacca Bellini pallonetto, però riceve in difesa Vidi. Rissieri, fallo di portata, 4-2 per la Rotoblast. Carli al servizio, Carlotta Petruziello. Servizio ace! Carlotta Petruziello. 5-2. Servizio ancora di Carlotta. Sempre sul attenzione dall'altro lato Furlan. No, tocco a muro, c'è 3-5. 3-5. Martina Focaccia, la capitana di Ostiano, al servizio. Battuto su Piero Bon. Miracolo di Piero Bon. E Emma Galvero. 6-3. Ci ha provato. Non ho visto chi è che ci ha provato. Forse Zonta ci aveva provato subito sulla ricezione un po' sbilenca della Rotoblast. Video di Emma Galvero, Rissieri, pallonetto, murata da Gridelli. Provato il pallonetto Barbarini, ma non ha funzionato. Time out per la formazione di Alberto Leali. 7-3 il punteggio, quindi dato nella grande insomma gli sponsor, come dico sempre, come diceva anche un certo Corrado, grande conduttore. No, dicevo che anche come diceva un certo Corrado quando annunciava gli spot pubblicitari per la corrida, era proprio legato al fatto che senza la pubblicità questo programma non potrebbe andare in onda, e possiamo dire la stessa cosa della nostra stagione, senza gli sponsor non potremmo giocare. Emma Galvero, attenzione, doppia contro la Rotoblast. 7-4 il punteggio. Irene Zonta al servizio per la formazione di Ostiano. Servizio su Piero Bon, Braida, Gridelli, Ulvia Gridelli, 8-4. Fulvia Gridelli al servizio.
Servizio su Furlan. Risiede il pallonetto di Furlan, difeso da Gridelli. Braida, Bellini. Attacco vincente. 10 a... No, 9 a 4, scusate. 9 a 4. Puglia, Gridelli. Ancora lei Puglia. al servizio. E arriva l'Ace. Puglia, Gridelli. 10 a 4. Puglia, Gridelli ancora lei al servizio. 10 a 4. Riceve Vidi. Attacco in pallonetto di Donta. Viene difeso da Gridelli. Galbero. Attacco out. 5 a 10 il punteggio. Servizio battuto da Gridelli. Scusate, battuto da Furlan. Attacco di Deval. 11 a 5 il punteggio. Servizio di Gridelli. Out. 6 a 11. Servizio di Barbarini. Su Alice Bellini a ricevere. Braida. Proprio Bellini ad attaccare. Out all'attacco. 7 a 11 il punteggio. Scorcia le distanze Ostiano. Piero Bol, che impegno si è dovuto mettere. Però c'è una free ball adesso. Attacco in pallonetto. 8 a 11. 8 a 11, pallonetto vincente di Donta. Time out per Luca Parlattini. Eccolo chiamato. Andiamo con gli sponsor. Eccoci nuovamente in diretta dall'arena biancorossa di Volano. 8 a 11 il punteggio. Ostiano che ci sta provando a fare la rimonta. Rotoblas deve stare attento a non sprecare il vantaggio che si è appena creata, perché basta davvero poco rischiare di perdere il set. 12 a 8, sbaglia il servizio Barbarini che si spegne in rete. Alice Bellini al servizio. Battuto il servizio su Furlan. Risieri, la pallonetto. No, non è pallonetto, è burata. Deval, Carlotta Petrucciello. 13 a 8. Servizio. Ace! Alice Bellini. E caro Jacopo. Anche un saluto anche a te. Ti aspettiamo qua in palestra, ma intanto arriva il servizio ancora. Stavolta difende Vidi.
Pallonetto, difende Carlotta Petruzziello, Braida, lato Emma Galbero, murata Emma Galbero da Focaccia. 14-9. Servizio. Emma Rivieri. Emma Galbero riceve, Braida. Carlotta Petruzziello, murata, difende Galbero e Braida. E poi free ball di Deval. Furlan, Rizieri, attacco subito. Provato, ma neanche stavolta è andato a buon fine. Focaccia, Rizieri, Focaccia, 2 volte, stavolta ce la fa. 10-14. Provato ottime difese la Rotoblast, ma non è stato sufficiente per provare poi a ribaltare l'azione. Rizieri, ancora lei al servizio. Riceve ancora Emma Galbero. Braida. Emma Galbero, eccolo, Emma Galbero. Quando Emma c'ha la sua giocata non ce n'è per nessuno. Jessica De Valle al servizio. Dopo una bomba di Emma Galbero che ha sfondato praticamente il pavimento dell'arena biancorozza. De Valle su volta. Rissieri. Attacco murato, ma poi casca nella metà campo del biancorosso. L'attacco divide vincente. 11-15 il punteggio. Pronto il servizio su Alice Bellini, il servizio di Vidi. Petruzziello con l'audio del muro e vincente l'attacco. Carlotta Petruzziello 16-11. Carlotta Petruzziello, proprio lei al servizio, l'autrice dell'ultimo punto. Servizio su volta. Rissiari. Servizio out. 17-11. Time out per Ostiano, andiamo con gli sponsor. Eccoci nuovamente in diretta, +6 il vantaggio Rotoblast sulla formazione azzurrina di Ostiano. Ancora Carlotta Petruzziello al servizio per la formazione biancorossa. Servizio battuto su Vidi, volta, Furlana attacco, pallonetto, vincente. 12-17. Giorgia Furlan, servizio vincente. 17-12. Martina Focaccia, capitana ostiana per la formazione ostianese. Servizio battuto su Bellini, Braida, Emma Galbero viene. Attenzione! Attenzione! No, si è rotta Emma Galbero, no. No. Messo giù il piede, gli ha ceduto il ginocchio. No, ma questa è davvero una maledizione. Ma questa è una maledizione, ma non ci posso credere. Oh mio. Non ci posso credere. Non ho immagini che non si possono commentare, però. Ma questa giocatrice ha veramente una sfortuna atroce proprio, perché nel 2020 con un salto così si è rotta, credo, il legamento contro Ofanengo nel 2020. Poi nel 2020-2021 sempre
funestata degli infortuni che l'hanno fatta stare sempre fuori. E anche l'anno scorso non era mai stata proprio in forma a causa di leggeri interventi. E adesso questo, mannaggia, veramente. Di colpo si è spento tutto l'entusiasmo qui all'Arena Biancorosa proprio per queste immagini che sono veramente crude da vedere. Purtroppo ma continua a star giù, gli mettono il ghiaccio, c'è il medico che gli sta provando proprio a... Scelto anche il primo arbitro, ovviamente, perché bisogna, a livello tabellino, bisogna anche certificare l'infortunio che c'è stato per Emma Galbero. Ma comunque si rialza. Ma Galbero si rialza, viene trascinata a fatica dalle giocatrici. Allora adesso bisogna capire chi prenderà il posto di Emma Galbero adesso. Probabilmente o Emma Orlandini o forse... Dobbiamo guardare un attimo la lista. Di solito il cambio di Emma Orlandini era proprio o per Carlotta in queste due partite, è stato o con Carlotta o proprio con Emma Galbero. Viene intanto messa sulla panchina. Vedo che già Emma Orlandini si è già tolta la giacchetta che teneva intorno alla vita, quindi direi che il cambio è proprio Orlandini per Emma Galbero. Però come ho detto, davvero Emma Galbero è veramente funestata dalla sfortuna, perché purtroppo gli infortuni non gli stanno proprio lasciando tregua proprio a questa grande giocatrice che purtroppo, cioè, veramente sfortunatissima, la schiacciatrice roveretana, perché lei, forse potrei essere di parte, potrei essere molto pro volano, ma però lei ha veramente un talento disumano al momento. Resto dell'idea che se non ci fossero tutti questi infortuni, probabilmente Emma sarebbe già probabilmente in una categoria maggiore adesso. Forse potreste non essere d'accordo o meno, però questo è un po' il mio pensiero. Allora, ecco qua il cambio. Emma Orlandini prende il posto di Emma Galbero. Sì, lo stesso ginocchio che gli ha ceduto proprio con Fanengo 2 anni fa proprio. Allora si riprende il gioco con adesso Emma Galbero è a colloquio proprio col preparatore atletico Matteo Bisoffi, per capire cosa fosse successo proprio. Servizio battuto su Bellini. Attacco di Petruziello, difeso da Rissieri. Vediamo se la formazione biancorosa riesce a riprendersi un po', perché questa è una mazzata bruttissima proprio, vedere una giocatrice che si infortuna in questa maniera. Martina Focaccia al servizio. Servizio battuto sempre su Alice Bellini. Braida, attacco di Gridelli, difeso free ball. Gridelli, Braida dal lato Orlandini che deve rientrare, difeso Gridelli, stavolta Furlan, mani out. 18-13. Ancora adesso va al servizio Emma Orlandini. Battuto su Furlan. Rizzieri. Furlan out. È out, 19-13. Ancora Orlandini al servizio. Servizio battuto su Furlan. Attenzione alla difficoltà. Attacca Furlan, murata però. Rissieri. Attacco di Zonta, difende Piero Bon. Petruziello al centro, però Emma Orlandini non ci prova. Rissieri. Furlan. Ancora
Piero Bon difende ancora Bellini. A sfiorare il tetto, ma non lo tocca che 2 volte. Muratai Braida! 20-13. Muro di Federica Braida. Master block 20-13. Massimo vantaggio del set. Ecco il servizio di Orlandini. Furlan. Attenzione. Subito ad attaccare Barbarini, ma non va a buon fine il suo attacco. Furlan. In mezzo alle mani del muro. E Carli in controtempo. 14-20. Servizio battuto da Zonta. Bellini. Ottimo pallonetto. 21-14. Servizio di Fulvia Gridelli. Difende, riceve Vidi. Attacco di Furlan. Infrazione di quarto tocco. 22-14. Cambio per la formazione di Ostiano. Francesca Bosso entra per Eleonora Furlan. Scusate, Eleonora Furlan. Giorgia Furlan. Eleonora Furlan in realtà è l'ex giocatrice Trentino Rosa, che avevo già conosciuto tempo dietro. Riceve Bosso. Tacco e Val. Muro 23-14. Ancora Fulvia Gridelli al servizio. Servizio di Gridelli. Viene difeso. Braida. Petrucciello è... Servizio di Bosso in rete. 24-15. Set ball per la Rotoblas. Federica Braida al servizio. Braida riceve Bosso. Risieri. Attacco vincente di Alessandra Vidi. Alessandra Vidi 24-16. Cambio nuovamente per la formazione di... Cambia proprio Barbarini ed entra, se non erro, la numero 16. Mariana Martinelli. Ancora set ball per la Rotoblas. Servito battuto. Salva Piero Bon. E Petrucciello in pallonetto. Attenzione. Attacco. Difende Ballini. Petrucciello per chiudere. E difende ancora Ostiano. Pallonetto, difende Petrucciello. Braida. Deval subito. 25-16. Andiamo qui in spot e torniamo Bellini nel terzo set. You over, you just can't breathe. Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones? Does the bones shake? Do you feel your bones?
Take you. Over, you just can't breathe. Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to take you? Do you feel your bones start to just take you? Do you feel your bones start to take you? Take you? Do you feel your bones start to just take you? Do you feel your bones start to take you? Take you? Do you feel your bones start to just take you? Do you feel your bones start to take you? Take you? Do you feel your bones start to just take you? Inizia il terzo set all'Arena Biancorossa, di nuovo in diretta. Certo che poraccia è, ma c'ha veramente una sfortuna. Allora Emma viene, l'hanno portata, sono riusciti a portarla fuori dal campo, ovviamente la stanno portando in infermeria col medico. Servizio di Bellini riceve volta, attacco subito di Ostiano e vincente da parte di credo di Donta. Allora 1-0 per Ostiano nel primo set. Vi riepilogo i punti totali dei due set. Rotoblas Volano Volley 8 punti per Gridelli, 7 per Petruzziello, 6 per Bellini e Deval, 2 per Orlandini e Emma Galbero e 1 per Braida. 32 punti di squadra. Petruzziello attacco murato, Piero Bon, Emma Orlandini murata. 2-0 per Ostiano. Per quanto riguarda Ostiano, 7 punti per Focaccia e Donta, 5 per Furlan, 5 per Vini, 1 per Richieri, 26 punti di squadra. Quarto punto
Zona aerea, quindi 3-0. Riceve Piero Bon. Braida, Orlandini, stavolta vincente 1-3. Primo punto anche per la Rotoblas. Servizio battuto. Furlan, out l'attacco, 2-3. Servizio di Deval ricevuto. Attenzione, free ball. Postiano al contrattacco. Contrattacco vincente. La palla quasi a sfiorare l'arbitro. Servizio di Irene Zonta per la Fantini Polceri Ostiano. Tutto il servizio su Orlandini. Sarà anche auto questa palla, però. Attenzione, Furlan, Murata da Carlotta. 3-4. E va al servizio proprio l'autrice del muro del Monster Block, Emma Carlotta Petruzziello. Attenzione, e arriva Reis. 4 pari. Carlotta Petruzziello 4 pari. Dopo il muro vincente arriva Leis vincente. 4 pari. E qua ci si mangia le unghie dalla tensione. E stavolta out il servizio. 5-4 il punteggio. Giorgia Furlan al servizio. Servizio battuto. Servizio out. 5 pari di nuovo. Servizio di Orlandini. Attenzione, Postiano che prova l'attacco ma viene difeso da Orlandini. Petruzziello pallonetto vincente. 6-5. Attenzione, attacco vincente della numero 8 Irene Zonta. 6 pari. Ha vinto battuta Gridelli. Braida, Bellini, attacco out, vantaggio Ostiano adesso 7-6. Servizio di Ostiano, battuto su Gridelli. Braida, ancora Bellini, pallonetto vincente stavolta. Chiedevano che la palla non avesse toccato, però protesta abbastanza timida. Servizio affidato a Fulvia Gridelli, battuto. Attenzione, provato con la difesa, però nulla di fatto. 8-7. Comunque devo dire che essere tornati qua all'Arena Biancorossa è veramente bellissimo, perché un calore che mi mancava tanto. Riceve Piero Bon. Braida Deval. Stavolta c'è la difesa. Attenzione.
La palla che è arrivata per la nostra postazione. 7-9. Servizio per Ostiano. Orlandini aveva ricevuto. E Bellini attacca vincente dopo il palleggio di Braida. 8-9. Erika Braida al servizio. Servizio battuto. Risieri. Non è l'attacco con lo zio del muro, poi difeso da Orlandini. E Bellini, attacco out. Nettamente out. 8-10. Alessandra Vidi al servizio per Ostiano. Ostiano tiene i 2 punti di... riesce a tenere questi 2 punti di distacco. Difende e si riceve, scusate, Piero Bon. Petrucciello, attacco difeso. Pallonetto provato, difende Bellini. Petrucciello, pallonetto, e stavolta ottima la difesa del libero Zotta. Braida dall'altra parte, ancora Petrucciello con lo zio del muro, però riesce a difendere la difesa ostianese e poi arriva il punto. 11-8. Adesso forse Luca potrebbe chiamare il time out. Attenzione. Non si è fermato un attimo il gioco perché c'era un po' da asciugare. Ecco la nostra Mappers Arianna, figlia del nostro team manager. Time out per Luca Pallatini, andiamo con gli sponsor. Nuovamente in diretta dall'arena bianco-rosso di Volano. Punteggio di 11-8 a favore di Ostiano, che adesso sta comandando il set con 3 punti di vantaggio. Orlandini riceve, Deval subito ad attaccare, però viene difeso il suo attacco. Volta, pallonetto provato da Furlan, però difende Petrucchiello. Bellini, Murata, doppia, 12-8. Servizio battuto, riceve Piero Bon, Braida, Petrucciello, difende Bright e volta. Furlan subito ad attaccare pallonetto, ma non viene, non va a buon fine il suo attacco, neanche questo secondo attacco. Bellini, pallonetto, volta, funzione dall'altra parte, in mezzo alle mani del muro. Oh. 13-8. C'è bisogno di un po' di carica adesso, che adesso Volano ci prova. Piero Bon riceve, Bellini, stavolta difeso il suo attacco ancora. Furlan, pallonetto, difende Petrucciello, subito Bellini, difende ancora Ostiano. Dall'altra parte l'autrice dell'ultimo punto e un altro punto, 14° punto
Alessandra Vidi ancora nel servizio, probabilità che Luca chiamerà un altro time out. Time out è arrivato, andiamo con gli sponsor. Aspettare. Però aspettare non vuol dire stare fermi. Non è nella nostra natura. Per questo stiamo facendo tutto quello che è necessario per farci trovare pronti, in modo da accoglierti in sicurezza. Così aspettiamo. E ti aspettiamo. Eccoci nuovamente in diretta dall'Arena Biancorossa, il Palasport Biancorosso. 8-14 a favore di Ostiano. Che dopo un buon inizio della Rotoblast ha ricominciato a dominare questo set. Orlandini riceve, Bellini, attacco, out. Chiedono il tocco. Intanto richiamo col cartellino giallo per Braida. Viene. Non è una piattuto, vero? Ok, come se lo attacco che sporge un po' in strada non vorrei. Attenzione però, già dall'altra parte. Attenzione. Bellini, attacco vincente. 9-15. Alice Bellini al servizio, out. 16-9. Servizio la capitana Focaccia. Braida, Orlandini. Oh, attacco vincente di Emma Orlandini. 10° punto per la Rotoblast. 16 per Ostiano. Al servizio la capitana Rotoblast. Volano volley Jessica De Val. Servizio battuto. Furlan. Giorgia Furlan. Attacco vincente 17-10. Irene Zonta al servizio per Ostiano. Orlandini, attacco vincente 11-17. Carlotta Petrucchiello al servizio. Carli. Servizio battuto. Volta. Attacco attacco vincente per mani out. 18-11. Furlan al servizio. Giorgia Furlan al servizio. Riceve Bellini. Braida. Oddio. Provate questo attacco. Subito Rivieri.
Cambio per la Rotoblast. Chiara Paoli fa il suo esordio in Serie B1 al posto di Federica Braida. Giorgia Furlan al servizio 11-19 per Ostiano. Impegno in rete al servizio 12-19. Emma Orlandini al servizio. Volta. Rizzieri. Il piede oltre. Quanto così era? Clamoroso. Cambio attenzione per Ostiano. Esce Barbarini ed entra Martinelli. Per la Rotoblast Fulvia Gridelli lascia il posto a Caterina Miori. Beh, insomma, io non per essere troppo provolano, ma il palleggiatore era veramente oltre col piede, oltre la linea. Non so come il secondo arbitro non è riuscito a vederla. Comunque, vabbè. Piero Bon, Paoli, Bellini, attacco vincente in pallonetto 13-20. Caterina Miori al servizio. Caterina Miori battuto su Furlan. Rizzieri, attacco Muratta da Paoli. Questa volta l'attacco passa alto sopra le mani del muro. Vidi, attacco vincente 21-13. Rizzieri. Emma Rizzieri al servizio adesso per Ostiano. Piero Bon, Paoli, Roneto di Bellini. 14-21. Chiara Paoli al servizio. Servizio out di Chiara Paoli. 22-14 il punteggio. Pallonetto di De Valle che non va a buon fine perché c'è la difesa di Focaccia. Attacco out di Donta. 15-22. Ma non è possibile. Lo chiedo. Fanno sempre il gioco per asciugare il campo. Attenzione, free ball. Rizzieri, scusate, Piero Bon. Petruziello. Volta. Pallonetto Murato, De Valle. 16-22. Servizio di Bellini, si impegna in rete 23-16. Cambio per... esce Marianna Martinelli, rientra Noemi Barbarini. 23-16, stiamo.
21,50 quasi. Servizio battuto su Piero Bon che si deve impegnare tanto. Petruziello. Mani. No, non c'è il toccamuro. 24-16. Set ball per Ostiano che adesso ha ben 8 palle set per andare sul 2-1. Adesso l'arena biancorozza si è spenta del tutto. Orlandini riceve. Paoli. Orlandini attacca. Pallonetto difende Furlan. Risieri. E poi l'attacco. Vincente. 25-16 per Ostiano. Andiamo con gli sponsor. Ritorniamo per l'inizio del quarto set. Does the beat take you over? You just can't breathe. Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones? Does the bones take you? Do you feel your bones take you? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones take you? Take you? Do you feel your bones? Does the bones take you? Do you feel your bones take you? Take you? Do you feel your bones? Does the bones take you? Do you feel your bones take you? Take you? Do you feel your bones? Does the bones take you? Do you feel your bones take you? Take you? Do you feel your bones? Does the bones take you? Over, you just can't breathe. Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones take you? Take you? Do you feel your bones? Does the bones take you? Do you feel your bones take you? Take you? Do you feel your bones? Does the bones take you? Do you feel your bones take you? Take you? Do you feel your bones? Does the bones take you? Do you feel your bones take you? Take you? Do you feel your bones? Does the bones take you? Per un attimo torna anche il commento, chiedo un secondo di pazienza. Primo punto di Carlotta Petrucchiello, 1-2, 1-0. Furlan. Ottima la difesa di Piero Bon. Bellini. 2-0. Alice Bellini, 2-0.
3-0. Carlotta. 3-0. 3-0. Allora adesso vi riepilogo tra un attimo i punti di questo. Oh! Carlotta 4-0. Arriva subito il time out. Allora ne approfittiamo per leggervi intanto che c'è questa pausa i punteggi. Allora Rotoblas Volano Volley al momento in 3-7 ha fatto 11 punti con Alice Bellini, che è al momento la nostra top score, 10 con Carlotta Petruziello, 8 con Fulvia Gridelli, 7 con Jessica De Val, poi 5 punti per Emma Orlandini, 2 per Emma Galbero, 1 per Federica Braida. Punti di squadra 44. Lato Fantini Polceri, Irene Zonta 14, Alessandra Vidi 10, 8 Giorgia Furlan, 7 Martina Focaccia, 2 Emma Rivieri, 1 punto Marianna Martinelli, 42 punti di squadra. Ricomincia il set. Ristieri, Furlan in mezzo alle mani del muro, attacco vincente, primo punto anche per Ostiano, 1-4. Attenzione, Miori, cartellina! Primo punto di Caterina Miori, 5-1. Emma Orlandini al servizio. Furlan riceve, Ristieri, pallonetto di Zonta, viene difeso da Braide o Piero Bon. Bellini, Zonta, scusate, Volta. Furlan però concede una free ball. Emma Orlandini per Braida, dal lato, questa, 2-5. Attenzione, mal posizionate Braide e Miori, rischiavano davvero il fallo di posizione. Bellini, attacco vincente, 6-2. Caterina Miori al servizio. Caterina Miori su Furlan, Risieri, Donta, attacco out, 7-2, 7-2. Caterina Miori al servizio su Furlan, Ristieri subito, difende Miori, Braida, Carlotta, 8-2, Carlotta Petruziello. Caterina Miori al servizio. Attenzione, Murata, Bellini però non si concretizza il punto. Però Furlan sì. 3-8. Giorgia Furlan al servizio per Ostiano. Servizio si spegne in rete, 9-3. Federica Braida al servizio.
scarica Braida su Vidi. Vidi attacca. Peccato. 4-9. Noemi Barbarini al servizio per Ostiano. Ma Orlandini riceve. Braida. Deval subito attacca, però non va a buon fine per la difesa di Zonta. Però neanche l'attacco di Ostiano va a buon fine. Ancora Deval. Ancora difeso. Zonta in mezzo alle mani del muro. Ancora Orlandini a difendere. Petruziello. Carletta. Carli. Carlotta Petruziello 10-4. Dice Bellini. Bellini arriva la Mari Palaut 5-10. Emma Rizieri al servizio. Servizio out di Rizieri 11-5. Jessica Deval al servizio. Arriva l'Ace, Jessica. Dodici a 5. Pausa sponsor, torniamo tra poco. Nuovamente in diretta dall'Arena Biancorossa. 12-5 il punteggio. È il quarto set. Da adesso non si può più sbagliare. Jessica Deval per servizio riceve volta. L'attacco di Zonta è in campo, sì. 6-12 il punteggio. Alessandra Vidi al servizio. Su Alice Bellini. Braida. Bellini. Attacco vincente. La difesa di volta si spegne sul tetto, sul soffitto dell'Arena Biancorossa. Attenzione. Furlan viene difesa da Orlandini. Al centro Bellini. Difende Vidi. Risieri. Zonta. Mani murata, però non si è concretizzata la difesa. Difende Piero Bon. Braida dal lato di Petruziello, ma murata. Ma no, però. Carlotta Petruziello 14-6. Carlotta Petruziello al servizio. Impegna in rete. 14-7. Martina Focaccia, la capitana al servizio per Ostiano, riceve. Ci ha provato Braida subito. Orlandini attacca. Difende Furlan. Riccieri. Zonta difende Braida. Piero Boni nel ruolo di palleggiatore di scorta.
Ancora Zonta. 8-14. Arriva il time out per Luca Parlatini. Andiamo con gli sponsor. Allora, 14-8 il punteggio. Terzo set. In realtà il quarto set comunque. Paolo. Quarto. Hai detto terzo. Caterina Migliori. Infatti io l'ho detto. 15-8. Servizio di Emma out. 9-15. Irene Zonta al servizio. Piero Bon riceve. Braida. Bellini. Chiedono il quarto. Irene Zonta al servizio. Riceve Bellini, Braida. Bellini, murata per Bellini. 11° punto per Ostiano che sta accorciando brutalmente le distanze. Ancora Irene Zonta al servizio. Bellini, probabilmente questa poteva anche andare out. Caterina Migliori, provato l'attacco in pallonetto. Zonta ancora. Difende Piero Bon. Pietruccello out. E palla in campo. Palla in campo. 12-15. Svegliati! Carlotta non ha protestato più di tanto, che non era in campo. Allora andiamo. C'è un altro time out per Luca Parlatini. 3 punti separano le due formazioni. Mai non va mai cantare vittoria finché non finisce il set. Di solito sento dire. Allora 15-12. Vediamo se questo timeout è servito alla nostra formazione per ritornare sul binario. Che perché questa parte del quarto set è stata a nostro favore. Servizio battuto da Zonta. Piero Bon riceve Braida, sempre dal lato di Bellini. Pallonetto, difende Furlan. Questa forse era doppia. Azione. Furlan, però c'è una free ball adesso. Ancora Zonta dal suo lato. Attenzione. Braida al centro. Migliori. Difende Furlan. Ostacolate. Furlan ha fatto ostacolo sulle sue compagne e prende. E la tocca 2 volte. 16-12. Buon per noi questo, ovviamente. Attenzione. Bellini. Attacco vincente di Furlan.
13-16. Bellini riceve Braida. Bellini. E c'è il tocco, sì. Mette anche in campo la palla. 17-13. Federica Braida al servizio. Servizio. Fortunata Ostiano qui stavolta. Peccato. Braida. Petruziello Murata. Difende Braida. 2 volte. Tensione in 2 sulla palla. Pericolosissimo. Almeno difende. Pieva il Murata. Però non riesce a concretizzare l'azione. Bellini 2. Murata un'altra volta. Però niente da fare. 2 volte Murata. Master block De Val. Tecnica De Val. Diciotto a 13. Dopo 2 muri che non si sono concretizzati al terzo tentativo, si dice che è quello buono. Federica Braida al servizio. Volta Rizieri. Subito l'attacco provato da Barbarini, ma non si è concretizzato. Pallonetto. Difende Bellini. Però Orlandini le concede una free ball. Attenzione. Muro 1. Ma difende Petruziello. Poi Bellini. E Carlotta. Carlotta Petruziello. 19 a 13. Autobus. 19 a 13. 6 punti di vantaggio adesso. E sono gli stessi che mancano alla Rotoblat per portarsi almeno la partita al tie break. Servizio di Braida. Oh, arriva Reis! 20 a 13. Braida, servito, battuto, riceve, Vidi, Rizzieri, Vidi attacca, difende, Orlandini, free ball però, 20 a 14, cambio per la Fantini Folcieri Ostiano, esce Noemi Barbarini ed entra Marianna Martinelli. Di solito cambio visto in tutti e 4 i set questo. Cioè che abbiamo visto nei 3 set precedenti. Servito battuto. Riceve Piero Bon. Attacco di Petrucchiello. Mani out, 21 a 14. Alice Bellini al servizio. Alice. E arriva Reis. 22 a 14. Reis di Alice Bellini. Attenzione adesso ancora Alice Bellini al servizio. Un altro Reis.
Attenzione, 23-14. Massimo vantaggio. Più 9 e diventa un più 10. Alice Bellini, triplo ace. E adesso c'è il set ball. 10 possibilità per portarla al tie break. Attenzione. Ace! 25-14 e andiamo al tie break per la seconda partita di fila e noi per la 10ª volta vi mandiamo gli sponsor e torniamo tra poco. Does the beat take you over? You just can't breathe. Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Does the bones take you? Do you feel your bones start to shake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to take you? Take you out? Do you feel your bones start to does the bones take you? Do you feel your bones start to take you? Take you out? Do you feel your bones start to does the bones take you? Do you feel your bones start to take you? Take you out? Do you feel your bones start to does the bones take you? Do you feel your bones start to take you? Take you out? Do you feel your bones start to does the bones take you? Over, you just can't breathe. Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to take you? Take you out? Do you feel your bones start to does the bones take you? Do you feel your bones start to take you? Take you out? Do you feel your bones start to does the bones take you? Do you feel your bones start to take you? Take you out? Do you feel your bones start to does the bones take you? Do you feel your bones start to take you? Take you out? Do you feel your bones start to does the bones take you? E allora insomma il 9 ottobre 2022 eravamo al tie break a Castelfranco Veneto davanti al nostro pubblico. Siamo nuovamente al tie break, 10 set giocati nel corso di questa stagione. È un dato impressionante. Volano Volley in tutta la stagione ha perso tutti i set dispari fino adesso e ha vinto tutti i set pari. Vediamo se questa tendenza viene confermata o si viene smentita. Attenzione, Orlandini è venuto a mettere d'impegno qui. Attacco di Donta, out. Sì, out, 1-0. Primo punto per la Rotoblast. Allora vi leggo i punti totali fatti in tutti e 4 i set. Allora, servito ancora De Val, 19 Alice Bellini, 17 Carlotta Petruziello, 9 Jessica De Val, palla out, il servizio 1 pari,
De Val 9 punti, 8 punti per Fulgia Gridelli, 4 per Caterina Miori, 5 per Emma Orlandini, 2 per Emma Galbero. 66 punti di squadra. Servizio di Barbarini. Orlandini, Murata. Però difende Piero Bon. Ancora Orlandini. E stavolta è punto. 2-1. I punti di Fantini Folcieri. 17 Irene Zonta. 12 Alessandra Vidi. 11 Giorgia Furlan. 7 Martina Focaccia. 3 Emma Rizieri. 1 Noemi Barbarini. 1 Martinelli Marianna. Servizio di Carlotta Petruzziello su Volta. Rizieri. Attacco di Vidi che non va a buon fine. Attenzione. Però ancora nella metà campo di Ostiano. Murata. Vidi. Attacco. Out. No, c'è il tocco. Palla in campo. Palla in campo. No, l'ha toccato. No, ha indicato il campo. No, ha indicato in campo e non il tocco. Io ho visto il tocco. Vabbè, comunque sarebbe stato punto lo stesso. 2 pari e i punti di squadra di Ostiano 52. Ricominciamo a giocare adesso, perché adesso entriamo nella zona più calda di tutta la partita. Petruziello 3-2. Free ball, Petruziello, Braida, Caterina Miori! Quattro a 2! Emma Orlandini al servizio. Ragazzi, se facciamo il time, se continuiamo a fare il tie break, ragazzi, io non ci arrivo a fine stagione. Punto della capitana Focaccia, 3-4 il punteggio. No, dicevo che se veramente giochiamo tutte le partite al tie break io non ci arrivo a fine stagione. Probabilmente sarò già da bollino, da arresto cardiaco già prima di Natale. Servizio battuto da parte di Vidi su Bellini. Caterina ha provato l'attacco ma è stato difeso da... Attacco sbagliato la Furlan, 5-3. Caterina Miori al servizio per la Rotoblast. Servizio battuto. Attenzione. Furlan 2. Murata. Dall'altra parte Zonta. Difende Miori. Attenzione. Bellini. Furlan. Attacco murato però nella metà campo di Trentina. Quindi quarto punto per Ostiano. Servizio di capitano Focaccia. Va out 6-4. Federica Braida al servizio. Servizio battuto su Furlan. Volta ci deve mettere una pezza, però c'è una free ball concessa da Barbarini. Petruziello. Oh! Portata 7-4. Time out da parte di Coach Leali. Torniamo tra poco con le sponsor.
Nuovamente in diretta, amici sportivi, 7-4. 7-4-8. Federica Braida al servizio. Servizio battuto su Vidi. Zonta. Mani out. 5-7 il punteggio. Al momento, aspetta che controllo. Al momento top score della squadra di Ostiano. Braida. Bellini. Volta, difende. Zonta ancora attacca e muro. Mani out. 6-7. Punto a separare le due formazioni. Servizio di Zonta su Emma Orlandini. Val Murata difende Piero Bon. Bellini dall'altra parte difende Vidi. Attacco di Zonta difeso da Braida. Piero Bon per Bellini. E vincente l'attacco di Alice. 8-6, si va al cambio campo col vantaggio Rotoblast. Alice Bellini al servizio, spegna in rete. 7-8 il punteggio. Urlanda al servizio. Orlandini, punto vincente. 9-7. Jessica De Balla, capitana, al servizio. 9-7 il punteggio. Volta, riceve Rivieri. Attacco subito di Vidi. È vincente l'attacco di Alessandra Vidi. 9-8. Cambio, attenzione. Esce Noemi Barbarini, come se non l'avessimo già visto questo cambio. E rientra Marianna Martinelli. Anche nel quinto set il cambio uguale. Oh, Migliori. Oh, parità di Focaccia. 9 pari. Sulla ricezione un po' sbilenca di Miori. Ma Orlandini sfiora il tetto Barbolini. Sì, Barbolini con Piero Bon. Poi Orlandini ha provato l'attacco. Vantaggio di Alessandra Vidi, 10-9. Ostiano si porta in vantaggio per la prima volta in questo set. Time out per Luca Parlatini che arriva adesso. Eccolo qua. Andiamo con gli sponsor.
Eccoci qua, cari amici sportivi, di nuovo in diretta all'Arena Biancorossa. Vantaggio Ostiano di un punto, 10-9 il punteggio. Emma Orlandini riceve Braida Petruzziello. 10 pari. 10 pari. Carlotta Petruzziello al servizio, 10 pari. Servizio battuto su Volta. Verifieri. Servizio. Ancora Vidi. 11-10. Ancora il cambio, esce Rifieri ed entra Sara Frigerio, entra tutta palleggio in questa azione Ostiano. Servizio su Piero Bon, subito Braida, Piero Bon, Orlandini. Vincente l'attacco di Orlandini. 11 pari. E allora rientra in campo Rizzieri per Frigerio. Emma Orlandini al servizio. Impegna in rete il servizio di Orlandini. 12-11. Servizio battuto su Orlandini. Braida. Bellini pallonetto. Attenzione dall'altro lato. Moore. Piero. Peccato. 13-11. Stava per fare un colpaccio Piero Bon con quella difesa. Time out per Luca Parlatini. Sponsor. Allora, nuovamente in diretta, siamo quasi all'epilogo di questa quinta, di questa seconda partita. Tutto il servizio su Orlandini. Braida dal lato di Miori. Braida subito. Federica Braida. 12-13. Caterina Miori al servizio. Servizio battuto. Oh, attenzione. Free ball, vediamo di sfruttarla. Potrebbe essere il pareggio. Volta. Attacco. Difende Petruzziello. Braida dal... No! Ma questa è sfortuna. Sfortuna. Se la ride anche il primo arbitro perché... Che sfiga però. Scusatemi il tempo. 14-12. Scivolata Alice Bellini e vale il match ball per Ostiano. Rientra Barbarini per Martinelli. Capitana Martina Focaccia al servizio. Allora, servizio battuto. Piero Bon. Petruzziello difende Ostiano.
pronto a chiudere forse, però difende Piero Bon. Dobbiamo aggrapparci con le unghie e coi denti a questo ultimo punto. Finisce qui. Ostiano vince per 3-2 la partita. Allora, purtroppo seconda sconfitta di fila per le nostre ragazze, però voglio chiedere scusa subito io, perché aver detto che Volano Volley ha perso tutti i set dispari, ha vinto tutti i set pari, purtroppo si è avverato. Purtroppo, dicendo la verità, ho purtroppo portato solo sfortuna alle nostre ragazze, quindi mi prendo la responsabilità di questa sconfitta e chiedo davvero scusa a voi ragazze, che se vi riguarderete la partita per quello che ho detto, mi dispiace davvero tanto, però come ho detto all'inizio della stagione è uno sport. Allora, purtroppo Emma Galvero, come sapete, si è fatta male. Non so per quanto non la vedremo in campo, sperando non sia un infortunio troppo grave. Però le ragazze hanno comunque dimostrato sul campo di sapersela giocare, a darmi pare con tutte. Allora io direi che possiamo concludere qua la diretta. Ringrazio Fabrizio Saba che mi ha concesso che mi ha affiancato la parte tecnica, Andrea Zeri per i suoi punteggi. L'appuntamento è per sabato prossimo a San Donà di Piave contro la Cortina Express di Moco. Grazie a tutti. Ok, forse adesso mi si sente. Ok, chiudiamo dicendo buonanotte a tutti. Ci vediamo sabato a San Donà di Piave per la terza giornata. Grazie a tutti.